Ciao a giù, benvenuti in questo nuovo video in segreto, perché a noi ci piace spiluccare nei segreti degli altri perché siamo insuccessi. Cominciamo subito, oggi non ci vediamo nelle chiacchiere. Ho 46 anni e sono incinta. Ed è mio amante. E non so cosa dire a mio marito quando lo verrà a sapere. Non sai che c'è risere. Tu di chi? Mi sono fatto l'amante, uno biondo potente, tu per mezzi più niente. Vorrei tanto sapere se il mio ex mi pensa ancora, perché non sai. E tu di chi? Chi la va pazza per te, ti pensa sempre. Chi la va pazza per te, non si innamora, non si è saputo sfruttare sti passi tuoi. Il mio segreto è che mi sono innamorata di un uomo sposato. Già, però ma come si fa? Ma fai amore con un uomo sposato, non può fare cose che fanno innamorate. Sono terrorizzato dal rumore dello sciacquone del water. Guai, si facciano piriti che ti viene un infarto. Ero in ospedale con mia moglie per alcuni controlli e ho avuto come l'impressione che l'infermiera ci stesse provando con me, fregandosene di mia moglie che era lì con noi. Mannaggia Giappetta, l'infermiera di notte che ha avuto una con te, sei fissato per forza, te deve pagare, non si batte tua moglie, sta lontano ogni strana, ma te caga con questa. Sono 2 mesi che mi sono lasciato con il mio ragazzo. Non voglio vederlo più, ma ogni sera lui si presenta sotto casa e finiamo sempre con baciarci. Ma mi ha fatto troppo male e non voglio vederlo più. No, così non va buono, non va buono così. Ma si viene stasera, tu non faccio a scema e si ti sbatto il cuore, non togli a passare. Sono fidanzata da 4 anni e sono 3 anni che il mio fidanzato mi tradisce. Ma io fingo di non sapere perché lo amo troppo. Non è ma fosse scema. Scema che aspetta poi la sa. Kill è tutta infamità. Io e mia sorella minore dormiamo insieme nel letto matrimoniale e durante la notte mi sveglio per infilarle le dita nel naso. E si vede che ti fai puppette per domenica. Ho appena provato a infilarmi la matita nel... L'aia? Fa malissimo. È proprio questo, ti. Il mio ragazzo pensa che non mi voglio togliere il reggiseno davanti a lui perché ho una seconda scarsa. Ma in realtà è perché ho molti peli sui capelli. I capelli. E mi fa troppo male toglierli. Natazzo! Ma fa una ceretta, appiccia delle caccentine, ma fa qualcosa! Tu fai schifo così, che ci un capello chi la coppa! Ragazzi, questo video termina qui in segreto, oggi fatto più corto un variante, vedo perché i domati si trovano, è difficile di trovare, perché è difficile di trovare. Trovatemi voi e mandatemi in la pagina oppure in tuo profilo, mandatemi in qualche modo. E io faccio. Ma boh, si dà spazio a tutta la gente, lasciate un like. Lasciate un like, mi piace, se no non cazzo, Ciao a tutti!